Ci sono storie di comunità che scavano nei fili di una memoria che non è andata persa, ma che si vuole valorizzare e che si vuole proiettare verso il futuro. Noi questa sera ci troviamo a Mara, un centro della nostra Sardegna che ancora una volta si racconta con un'associazione culturale, un gruppo folk, Giovanni Battista, che raggiunge la soglia dei 10 anni, ma guarda in questo caso al futuro, per coinvolgere ancora una volta tante generazioni di giovani che si ritrovano insieme per ballare, guardando alla Sardegna che apre alle prospettive culturali legate alle nostre tradizioni, legate all'aggregazione e soprattutto al bello di un'isola che fa parlare di sé e che riesce in tanti casi anche ad emozionare. Tanti anni fa, io avevo forse 12 anni, no? Ho iniziato a fare i primi passi di ballo sardo appunto tramite questa persona che stasera la ringrazio comunque, che è Giovanni Ledda. Lui ha iniziato questo percorso con allora i nostri genitori che hanno formato un bel gruppo. Abbiamo cercato un po' di soldini per ricreare il costume di Mara, no? Quindi siamo andati a scavare proprio nelle case, nelle casse panche antiche, il costume di Mara. L'abbiamo ricreato. Continueremo a ricrearlo man mano che passa il tempo, noi creeremo dei pezzi nuovi. Quindi questa persona, il valore di questa persona è che non ha mai mollato, è riuscita a trasmettere questa passione, capito? Quindi gli dobbiamo dire grazie. Poi il tempo passa, quindi tutto si trasforma, cioè vuol dire che bisogna affidare lo scettro a un altro gruppo. Perché oggi il mondo del folk, a differenza di tanti anni fa, è diverso e quindi cerchiamo di rivoluzionare un po' anche i balli tenendo sempre la tradizione del paese. Infatti stasera abbiamo presentato sul ballo maresu, che ci crediamo tanto e lo continueremo a portare avanti, perché sono due musiche che abbiamo riscoperto a Mara, noi l'abbiamo sistemata e la portiamo avanti così.
La loro presenza è fondamentale, tant'è che la nostra di associazione ha fondato le sue basi, uno sul balletto e sulla cultura, che vediamo riprodotto nei resti e residui degli scavi archeologici della cultura di Bonuighino, con i primi balli rituali, quindi lo facciamo nostro e lo portiamo in giro col nostro balletto. Dopodiché con la valorizzazione della scoperta del costume, degli approfondimenti, del libro, delle pubblicazioni, ha dato ancora di più forza a quello che è la nostra cultura. Quindi a livello sociale, a livello di unione è fondamentale un'associazione del genere che dia basi, carattere e prospettiva a quello che è la nostra cultura. Abbiamo visto i nonni con i nipoti che ballavano, quindi l'unione, uno della familiarità, uno della comunità che si scambia le buone pratiche e che costruisce su quello. Quindi un'associazione che porta avanti queste cose è basilare per un paese come il nostro.
Don Milani di Dorgali. L'augurio mio per questi ragazzi, per come la penso io e per l'istruzione che ho dato a questi ragazzi, anche un po' severa, ma severa perché io la verità ero molto severo, però mi hanno dato delle soddisfazioni bellissime, proprio ma grandi soddisfazioni. Li ho lasciati, mi sono presentati abbastanza in forma, tranquilli e con uno spirito di continuare ancora e di procedere su queste manifestazioni e sul ballo e proprio sulle tradizioni del nostro paese. Questo è l'augurio più grande che voglio fare al Presidente, a tutto il gruppo del gruppo Folco di Mara, logicamente, e anche alla popolazione, perché la popolazione sembra così, caro amico mio, ha dato molto la popolazione ha dato molto perché non è facile darti i ragazzi, i figli, anche a una certa ora, fuori, da piccoli anche, con la responsabilità che mi prendevo io, neanche i genitori, perché molti genitori non venivano. E noi quando andavamo fuori a ballare negli altri paesi, rientravamo anche alle 4 del mattino, le 5, così che per i bambini era un sacrificio. E questa preoccupazione me la prendevo io, insieme al direttivo logicamente, però io l'augurio che gli faccio adesso di cuore veramente è di proseguire come stanno proseguendo adesso. Tutto nasce da un paese piccolo di 500 abitanti, però in un paese così piccolo ci sono tradizioni come in tutti i paesi, quindi noi cerchiamo di tirarle avanti. Abbiamo fatto una grande ricerca sul costume tradizionale, abbiamo pezzi antichi di fine Novecento che portiamo sempre nelle varie manifestazioni della Sardegna. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo tramandare soprattutto ai nostri figli, alle nuove generazioni, questa passione.
ma non è solo al fine di ballare su un palco. Secondo me questa passione deve trasformarsi in cultura, tradizione, portare avanti quello che è il nostro usi e costumi del paese, soprattutto. Quindi se non si ballerà più sul palco, però portiamo avanti comunque il costume per la Sardegna, facciamoci conoscere. Il nostro intento cos'è? Il nostro intento è far conoscere un piccolo paese come Mara, ok? In giro per la Sardegna, insomma, capito? Perché non si conosce molto il nostro paese, siamo in una zona molto interna, quindi molto ristretta. Il mare sì, è lontano un'ora, però siamo proprio all'interno dove nessuno viene per forza, deve venire, insomma, invitato da noi. Quindi io sono contento che tutti i gruppi che abbiamo invitato oggi sono venuti molto volentieri, sono un gruppo di amici, e siamo soddisfatti del valore che abbiamo dato a questa serata stasera.
Il mio augurio è quello di rivedere i prossimi 10 anni. Io sono quasi a scadenza del mandato, ma ci proponiamo di mandare avanti l'associazione in quello che è anche questo progetto delle radici, non meno chiamato per quello perché affonda nella nostra cultura quello che è la nostra conoscenza. Quindi l'augurio più grande è che queste radici diano fronde grandi e un tronco enorme per sostenere tutto quello che è il nostro possesso culturale e per il nostro popolo.
Una grande festa che ha raccontato i 10 anni del gruppo folk Giovanni Battista di Mara. Abbiamo acceso i riflettori ancora una volta sulle tradizioni popolari della nostra Sardegna. Sono diverse le formazioni che si sono date, come avete visto, appuntamento in questo centro della Sardegna per raccontare parte della loro cultura, ma soprattutto per festeggiare questa formazione. Noi a loro auguriamo ancora tantissimi anni di vita, tantissime piazze da visitare e tantissimi palchi su cui salire e raccontare ancora una volta quella che è la bellezza del loro paese e quindi Mara. Grazie per averci seguito, il nostro viaggio si conclude qua, ma come sempre chi ama la Sardegna viaggia con noi, quindi vi invitiamo a stare in nostra compagnia perché insieme viaggeremo attraverso i confini che la nostra isola di Sardegna ci propone.